E niente ragazzi, questo è il ponte dei morti. Sono a casa, oggi in relax, domani ci facciamo un bel giro in montagna o da qualche parte in zona. Penso Dolomiti, dai, perché dobbiamo testare la nuova sella che poi porterò nel canale, vi dirò come ci siamo trovati, soprattutto in due. Per ora l'ho usata, ma non voglio parlare già del... Andiamo avanti con la recensione oggi, dai. Parliamo dell'abbigliamento mio, a questo punto è la terza mi sembra, e parliamo della giacca, perché è la prima cosa che ho comprato dopo aver comprato la moto. Dopo aver comprato la moto ho pensato subito alla giacca, perché nel 2008, 2008, no, non mi ricordo più, con la mia prima moto Royal Triumph Bonneville, avevo un po' una mentalità ancora un po' ignorante sulle moto, sulle protezioni, su andare in giro, cioè Vespa, no, giacca, papiri, magliettina. E quindi andavo in giro con una bella Bonneville 900 in jeans, scarpette, giacca normale. Dopo un piccolo incidentino che ho avuto, niente di grave, però da lì, cioè, avendo comprato questo, ho capito che ci vogliono protezioni, anche ai piedi, che poi parlerò delle scarpe, e la giacca. Va bene, andiamo alla giacca. Io vi ripeto, non sono un pilota, non sono un meccanico, non sono uno che è nato pronto in queste cose, quindi mi sto facendo un'esperienza personale, facendo ricerche, guardando video, andando nei negozi, guardando le cose, provandole e andando anche a gusto. Quindi una giacca che ho preso e ne sono veramente contento è questa giacca qui. Questa giacca qui, dovreste vederlo bene perché inquadratura così, ok. Molti mi hanno chiesto che bella, ditemi cos'è, ok. Questa giacca qui è dell'azienda By City, che è un'azienda spagnola, che fa tutte giacche così, stile Café Race, molto molto bella, che ha bocche di areazione qua sopra le tasche e anche qua, vi faccio vedere vicino, ok, per quando c'è troppo veramente caldo, e poi anche di uscita qua dietro, basta tirare giù queste anche qua, insomma. Ha le protezioni nel gomito, nelle spalle, nella schiena no come molte giacche, quindi basta a comprarlo a parte e vi mettete anche le protezioni sulla schiena. Cos'è il bello di questa giacca? Intanto la linea, così molto Cafe Race, che con la IMA comunque mi piace, ci sta bene. Ha una doppia chiusura sia cerniera che così a bottoni, ha delle tasche interne, esterne sul petto e anche qui. Ok, c'è una taschina anche qui nella giacca dove ci metto magari quei 10-20 euro se devo andare a fare benzina al volo. Ed è cerata, ok? È fantastico perché è un tessuto cerato, non è Gore-Tex, ok? Però è cerata, vuol dire che se inizia a piovere state tranquilli perché ha una membrana anche interna che trattiene l'acqua. Oddio, non ho mai provato sul diluvio universale perché se diluvia veramente come quando ero tornato dalla Via del Sale, se non l'avete visto, ting, ecco qua. Quel giorno ha diluviato di tantissimo, non avevo questo, avevo una giacca più estiva traforata e bisogna mettersi un cutaway. Ecco, questa non è una giacca estiva, è una giacca autunno, inverno e primavera, però primavera iniziale e autunno già andante, perché anche solo così tiene abbastanza caldo. Con le bocche di aerazione magari passa un po' più aria, però tiene caldo. Se poi inizia a fare più freddo, ha anche la sua giacchetta interna. Giacchetta interna bellissima perché anche questa tiene l'aria, anche questa è abbastanza impermeabile, ha le tasche esterne e si può usare anche da sola. Io prima sono andato a lavarmi la moto, come avete visto dal primo video di questa playlist, e sono andato vestito così, con questa qui. Oggi è fine ottobre, quando sono partito forse c'erano 15-16 gradi, avevo questa maglietta che è una maglietta di tela normale, non è un tessuto tecnico, questa giacchetta e per la prima volta, l'ho usata solo oggi per la prima volta, così solo in moto, oh, perfetta, non passava l'aria, proprio sentiva l'aria che sbatteva qui, non entrava, non avevo freddo, bellissima. Questa la uso a volte anche in negozio per stare lì tranquillo quando fa tanto fresco, per non vestirmi troppo, ok, il microfono, ok, e sto tutto il giorno così in negozio e tiene caldo. Quindi quando fa veramente caldo, freddo, voilà, e si chiude. Si può anche agganciare direttamente alla giacca, ma in questo periodo non lo faccio perché fa ancora caldo, quindi a volte la metto, a volte no.
Quando fa veramente freddo poi consiglio sotto una maglia anche tecnica invernale che scalda. Io l'ho comprata, lo proverò domani, ve ne parlerò al prossimo video delle maglie tecniche. Però già con una maglietta questa e quella si sta bene con le due giacche insieme. Attenzione però a non usare le maglie normali perché si potrebbe sudare molto, ma poi ve ne parlerò con le maglie tecniche. Ecco, questa giacca by City, Belfast by City. Oh, attenzione che faccio cadere tutto, sono in garage in una situazione un po'. Aspetta che mettiamo via anche la borsa, la mia attrezzatura, che poi parlerò anche di questa. Sono molto contento di questa giacca, sì sì, Belfast della By City. Questa l'ho presa da Beps qui a Padova, ma la potete trovare anche online, i prezzi va dai 200 ai 300 euro, dipende dal periodo, dalle promozioni. E ecco, me l'avete chiesto, eccola qua. Ero deciso di fare questi video da me giù in studio col fondale bianco e le luci e camminare stile però vabbè, eccola qua, molto molto bella, vedete dentro è particolare. Vi metto tutte le descrizioni, le informazioni in descrizione per non stare qui col telefono a leggervele tutte, ma è molto, molto bella, sono molto contento, è molto bella. Per chi piace la linea è fantastica perché è così Caffè Race. Ma d'estate, perché d'estate ci vuole un'altra soluzione, e abbiamo optato per delle giacche semplici, ok? Non volevo spendere troppi soldi, volevo una cosa semplice che si usa d'estate per farsi i girettini, ma l'abbiamo usate per andare in Austria e l'ho usata anche nell'Alta Via del Sale. Sono giacche da 80-90 euro in promozione della Befast, comprate da Moto Abbigliamento, mi sembra, sì, che è un negozio online anche fisico in cui vado spesso e mi trattano sempre bene, hanno ottimi sconti e hanno tantissimi prodotti. È una giacca traforata, semplice, con delle tasche, le protezioni, tasche esterne, tasche interne, protezione, ovviamente non è antiacqua, non è impermeabile, ma è traforata, quindi d'estate bene, cioè ti fa stare molto meglio. Questa è quella di Elena, l'ho presa bianca e nera per averla diversa dalla mia che è completamente nera. Se andate a vedere la Via del Sale e anche il giro in Austria avevo quella giacca lì. E poi quando fa un po' più fresco e piove basta mettere la parte interna. La parte interna è un tessuto abbastanza impermeabile e antivento, che l'antivento col fresco funziona, ma antiacqua, cioè dopo ti copre dentro, ma alla fine sarà brombo. Quindi è sempre meglio con queste giacche qua usare comunque un K-Way esterno se piove veramente quando Dio la manda, si dice così, no? Ok, non mi ricordo la linea, come si chiama questa qui, ve lo scrivo nella descrizione, ma per un prezzo basso, una giacca comunque con protezione da moto, con un materiale da moto d'estate, è una bella soluzione. Quindi d'estate noi usiamo questo finché dura, mentre nelle 3 stagioni io vado a usare questa qui, prossimamente anche per la...